Tanto permettetemi solo una battuta all'inizio, oltre al ringraziamento per l'invito, su quello che si fa oggi, perché comunque chiedersi il perché è quello che ci fa uomini, nel senso del sesso maschile, uomini e donne, cioè esseri umani, ed è sempre l'inizio dell'essere protagonisti. È protagonista uno che si chiede il perché fa le cose, che senso hanno le cose, non solo quello che si fa, ma quello che si è. E per questo secondo me è una grande complimenti a chi l'ha pensato, perché come per citare sempre il Papa, che citava prima il mio amico Giulione, nell'enciclica dice: il mondo soffre per la mancanza di pensiero, ma pensiero vuol dire farsi domande, no? Chiedersi il perché. Ma proseguo rispondendo alla domanda sulla scia di quello che diceva Giulio. Noi abbiamo appunto da una parte una cultura neoclassica, no? Che dice l'impresa è fatta terreno, capitale, forza lavoro. Poi l'innovazione non si sa cos'è, dov'è, no? Cioè, ci sono tante cose che non, a parte che la parola forza lavoro piace poco, perché appunto giustamente si parla di persone, mica di forza. Non piace neanche la parola risorse umane, quindi no, perché gli uomini sono più delle risorse. Da una parte una cultura appunto che pensa appunto il mercato basta a se stesso, e non è vero. Dall'altra parte c'è anche però una cultura che, con un neologismo che il compagno di banco alla Camera, Giuliano Cazzola, ha definito il luogo comunismo, cioè i luoghi comuni che poi diventano mentalità, no? Ad esempio la mistica del precariato, ma appunto anche che l'unica vera grande impresa è quella grande sindacalizzata. Una volta un vice ministro, c'era anche Giulio fra l'altro, disse: la piccola impresa, presidente, ti stavo per saltare al collo, la piccola impresa è un assurdo, al massimo si può considerare un ammortizzatore sociale. Però questa è la mente, per tante ragioni, anche per interesse. Stiamo sull'attualità. Marchionne ieri ha detto: facile, cioè in Italia non si può stare, bisogna andare in Brasile perché lì ti pagano l'85% dei costi. Siamo capaci tutti a fare impresa così, Anche perché l'aveva fatta prima. L'ha fatta prima, no, ma non è, no, alzi la mano che ha mai preso non l'85% ma €1 di finanziamento pubblico, perché no? Dopodiché anch'io la penso come Giulio, cioè io non sono contro la grande impresa, se ne fossero di più, ma credo che qua tutti, se ci fossero 1000 grandi imprese più in Italia, chi è che sarebbe scontento? Nessuno, perché comunque la grande impresa è comunque da lavoro, è scuola di impresa. Quante le nostre imprese, magari anche qua, sono nate da dipendenti che si sono messi in proprio perché erano diventati bravi a fare. È anche un driver di innovazione, di internazionalizzazione quando la fa sul serio, no? Però io contesto il fatto che sia buono ciò che è grande. Io vengo da una cultura, sì, perché è vero il contrario, cioè non è buono ciò che è grande, ma è grande ciò che è buono, che è un'altra cosa. Quindi no? Lei è d'accordo con quella protesta che c'è oggi in India, perché non vogliono Walmart sostanzialmente, dicono noi vogliamo le nostre botteghe. Ma ognuno, l'India sta facendo una scelta, no, l'India rispetto alla Cina ha fatto un'altra scelta, che è la scelta di una crescita interna. Infatti la prima cosa che sono venuti a fare è stata venire a studiare le nostre piccole imprese. Anche qui, ma chiaro che iniziamo a chiamarle micro e piccole invece che piccole e medie, perché micro e piccole siamo al 99%, quindi no, sono qua. È una scelta, se uno vuole fare la scelta di una crescita, fa bene a fare questa scelta, hanno fatto bene a fare questa scelta. E il dramma è che però noi in Italia per lungo tempo, per almeno 40 anni, abbiamo smesso invece di considerare la nostra piccola impresa, il valore della nostra piccola impresa, il valore stesso dell'intraprendere, no? Perché l'idea era che, io dico sempre che c'è qualcuno che legge l'articolo 1 della Costituzione che dice la Repubblica, no? L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, lo leggono in un altro modo. L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro dipendente, meglio se pubblico, e comunque col posto fisso.
soldi. Che non è vero. Allora concorderà con me che probabilmente dobbiamo spostare, non voglio offendere nessuno, il 1° maggio al 19 marzo. Così facciamo la festa del lavoro come festa degli artigiani. San Giuseppe è il primo artigiano. Quindi. Adesso appunto, adesso io su questo sono anche un po' polemico con la Chiesa, no? Nel libro ho anche fatto un passaggino un po' critico, perché io mi ricordo quando ero piccolo, non è che sono vecchio, ma quando ero piccolo, non molti anni fa, io ho 49. Il mio è giovanissimo. Il mio si sa, sì. Bambino. No, nelle prediche io sentivo anche richiamare la famiglia di Nazareth, il lavoro, cioè adesso comunque poi adesso qui cioè, gli artigiani hanno un grande protettore, cioè, visto che Gesù faceva l'artigiano, non è che tanto posso valutare insomma una nobiltà di stirpe come si ricorda questa, che ruolo ho io in questo momento. No. Ma c'era anche il gusto del lavoro manuale e anche l'insistere sul lavoro manuale, sul valore del lavoro, perché sempre il luogo comunismo è ad esempio la demonizzazione del lavoro manuale, come se il lavoro manuale fosse una maledizione. Ma che maledizione? A parte il fatto che è la nostra forza, perché noi se c'è una cosa che sappiamo fare è lavorare bene con le mani, e non a caso siamo il paese con il più grande patrimonio artistico del mondo, perché non è che Michelangelo, Raffaello, Leonardo lavoravano col computer o facevano gli impiegati, lavoravano col pennello, col martello e con lo scalpello. E infatti quando, su una piccola nota storica, perché anche per capire il valore di certe cose, quando nelle università inglesi nel Medioevo dovevano decidere i titoli accademici, da dove li hanno presi? Dal mondo artigiano. Master cosa vuol dire? Era il magisterazzo, cioè era l'artigiano finito, come diremmo noi. Eh sì, il master lo fa, vuol dire maestro d'arte. Era appunto l'artigiano che aveva finito il suo percorso di formazione. Ma i nostri musei cosa sono adesso? Sono il tempio della cultura del mondo, è il tempio del lavoro manuale. Allora forse se ripartiamo da qua iniziamo a capire che non è una maledizione, semmai una maledizione è il non lavoro, ma che non c'è nessun lavoro che sia maledetto, non c'è nessun lavoro che l'altro luogo comunismo. No, sono alcuni lavori che non sono dignitosi. Ma chi l'ha detto? Ma non c'è nessun lavoro che non sia dignitoso, e non capisco perché un laureato non possa andare a fare il meccanico, fare il panettiere. E dobbiamo essere tutti laureati. Sì, questa è una storia molto antica che risale a un dibattito che ci fu in Italia, soprattutto nel Partito Comunista degli anni 50, in cui appunto l'idea era che i figli dell'operaio dovevano laurearsi perché appunto cambiare la concezione perché non devi. Perché il lavoro manuale era roba da schiavi, cioè noi stiamo tornando al mondo pagano, perché il cristianesimo cosa ha fatto? Ha detto il lavoro manuale non è una cosa da schiavi, è una cosa da uomini, no? Erano i romani e i greci che consideravano il lavoro manuale una roba da schiavi, per cui l'uomo libero, il cittadino, non doveva lavorare, no? Però dobbiamo, allora su questo chiudo, cioè dopo la crisi per un attimo ci si è resi conto del valore di avere un'economia reale, di un'economia fondata sul lavoro, non sui numeri, come dice Giulio, sulla finanza. Il problema è che poi rischia di chiudersi subito questo, perché alla fine torna la logica appunto della finanza, della grande impresa, appunto anche il dibattito, quando si parla di politica, io ripeto, per quando si parla di politica industriale in questo paese si parla sempre della Fiat. Forse sarebbe il caso che iniziamo a porci il problema della politica industriale partendo non da un'ideologia del piccolo e bello, ma da un realismo, perché se noi abbiamo un sistema che al 99% è fatto di micro e piccole imprese, se vogliamo la crescita o partiamo da qua o la crescita non l'avremo mai. Io fra l'altro fino al primo anno che sono stato alla Camera, quindi 3 anni fa tenevo anche un corso al Politecnico proprio sull'innovazione, e una delle cose, credo di essere l'unico che
in Italia si è occupato di piccola impresa e innovazione, perché appunto uno dei luoghi comuni è le piccole imprese non possono fare ricerca, non possono innovare. A parte che potrei raccontare casi. Uno racconta. Guarda, lo racconto. Uno per tutti. C'è una piccola aziendina. Abbiamo coraggio che si può fare. Si chiama Abusisio Parini. Abusisio Parini è una provincia di Lecco, magari qui. C'è qualcuno di Lecco che è orgoglioso di questa. Si chiama Medialario, è cresciuta in questi anni, ma comunque ha 45 addetti, non è che ne ha migliaia, quindi è una piccola. Sono bravissimi nell'ottica, sono quelli, per intenderci, che hanno fatto l'ottica di Apple. Hanno la capacità di mettere insieme dei sistemi di specchi come non sa fare nessun altro. Un anno fa hanno vinto una gara in Germania da 10 milioni di euro stracciando la Zeiss, tant'è che li ha chiamati il ministro tedesco e gli ha detto: visto che avete vinto almeno venite in Germania. E fra l'altro questi gli hanno detto: non possiamo perché abbiamo un problemino, e noi riusciamo a fare queste cose perché intorno comunque abbiamo un tessuto artigiano talmente specializzato che non c'è da nessun'altra parte del mondo, e comunque via da qua non ci vanno. Ma non è tutto, perché a giugno un amico mi dice: sai che il 60% di Medialario l'ha comprato Intel? Cosa c'entra Intel con uno che fa ottica? Ma dai, lo spiego, andiamo a vedere. Ma hanno aperto l'ultimo laboratorio, no? Questo laboratorio è un laboratorio dove lavorano con laser. Il laser, sapete, nasce rosso. Gli hanno trovato un modo per farlo diventare blu, e quando diventa blu acquisisce certe proprietà. E il Blu-ray l'hanno inventato a Bosisio Parini, un'aziendina di 45 dipendenti. Bosisio Parini, provincia di Lecco. Ecco, quindi, per saperlo. Non lo sa nessuno, cioè non è che il problema vero è che in Italia esiste un'innovazione sommersa. Innovazione sommersa, perché che si usa per lavorare le terre rare, derivati del lattante. Sembra di esistere ad esempio, no? Quando si dice in Italia c'è più innovazione di processo che di prodotto, si dice una stupidaggine colossale, solo che quella di processo la si vede perché è sostenuta fiscalmente, quindi nei bilanci la leggiamo. Quella di prodotto no, tranne per chi piglia i soldi pubblici per la ricerca, no? Ma alla fine fiscalmente conviene metterla tra i costi, quindi non si vede. Quando si dice la piccola impresa non fa formazione, il manifatturiero come fa a non fare formazione? Mica i prodotti non è che vengono fuori guardando, cioè bisogna, no? Solo che finisce nel costo del personale. Poi sulla questione dell'informale c'è una ragione. Allora, conviene brevettare quando si fanno prodotti di massa e semplici. Le nostre piccole imprese fanno prodotti di nicchia e complessi. Perché uno deve brevettare se fa una cosa tailor-made? Se fa una cosa complicata. Fra l'altro brevettare, oltre che costare molto, vuol dire rendere evidente, quindi ci si espone alla copiatura. E i piccoli preferiscono puntare sulla velocità, sulla complessità e sulla velocità, per cui quando arrivano a copiare sono già avanti quelli che possono. Poi invece in settori dove non è tanto un problema tecnologico quanto di design, bisogna lavorare di più sulla tutela, penso soprattutto sul mondo del tessile e del design, no? Quindi, e soprattutto le nostre piccole imprese a partire dai primi anni 2000 hanno capito che il mondo era cambiato, cioè la globalizzazione ha fatto cambiare pelle alle nostre imprese. Poi quella che io penso sia la normalità qualcuno la definisce l'eccezione, e faccio anche qui un esempio velocissimo. 2 settimane fa il Sole ha iniziato a rifare questo giro sui distretti, ho detto buona cosa, così almeno vedono che il mondo è cambiato, perché no? Sono andati a Premana. Scusate se cito esempi. Dov'è Premana? Premana è in Valsassina, al confine con la Valtellina, a 1000 metri d'altezza, 2300 abitanti, 180 imprese che fanno forbici e coltelli, e fra l'altro anche 32 associazioni, e questo la dice lunga. 32 associazioni di non profit. Non profit. Questi facevano forbici e coltelli, lavoravano fino alla fine degli anni 90 per i tedeschi di Solingen, quindi facevano i terzisti. Hanno capito al volo che sarebbero stati soppiantati dai cinesi.
si sono messi insieme, hanno fatto un consorzio che si chiama Premax con un unico marchio, sono 80 aziende in Premax, 80. Parentesi, era uno che i guru il primo distretto che i guru dell'economia avevano detto morirà, ed il primo destinato a morire è Premana, e là tutti i frati facevano gli scongiuri, no? Come le ceramiche di Sassuolo. Hanno fatto innovazione col Politecnico, ad esempio hanno sostituito la vite delle forbici con un altro affare per cui le forbici non sbavano più, e hanno iniziato a vendere in tutto il mondo, diffondendola a tutti, vendendo in tutto il mondo. Comunque, con buona pace dei guru dell'economia, i Giavazzi e compagni, hanno fatto più 10% ogni anno. Il Sole ha titolato praticamente che loro contraddicevano, Premana contraddice le leggi della storia dell'economia. Come contraddice? No? Perché appunto per il luogo comunismo di cui prima, no? È l'economia come è oggi, ma potreste dire di ogni azienda che probabilmente è qui che ha fatto la stessa cosa. Chi non ha fatto questa innovazione, poi con la crisi ancora di più, no? Chi non ha fatto questa innovazione, soprattutto in Italia? Non l'ha fatta lo Stato, non l'ha fatta la pubblica amministrazione. Cioè le imprese hanno capito che il mondo era diventato improvvisamente più grande, che era un'opportunità ma anche una minaccia, che soprattutto i tempi sono diventati velocissimi, no? Oggi si gioca tutto sul tempo, il fattore tempo è il fattore critico, anche nell'innovazione. Una volta uno faceva un'innovazione, no, pensate, comprava un macchinario, 10 anni gli durava lo sfruttamento di quel macchinario, no? L'ammortamento. Oggi è tutto molto più veloce, cioè i tempi di sfruttamento dell'innovazione sono molto più veloci. A questo abbiamo invece uno Stato che ha fatto il contrario, cioè che ha messo da 40 anni regole che frenano, una burocrazia che non rispetta mai i tempi, che sono il fattore critico, no? E che poi c'è oltre al fattore culturale, per cui appunto l'impresa la si guarda con sospetto, non come fiducia. Fiducia per questo vuoto, troppe regole e poi niente sostanza sostanzialmente. No, è la regola, poi io sono convinto che da troppe regole è anche il brodo di cultura migliore per la corruzione, perché parliamoci chiaro, quando ci sono le regole ognuno se le inventa come vuole, no? È facile chiedere le mazzette. Se le regole fossero poche, chiare e semplici, ci si gioca molto meno dentro. Quindi, e questo è un fattore, ne parlavo prima con Giulio, c'è questo dibattito sulla produttività, ma appunto se in un'azienda di 10 persone ce n'è una persona che è detta solo alla burocrazia, per forza il dato della produttività è basso. Se la produttività in senso stretto è il rapporto, no, tra occupati e numero, no, e prodotti, anche perché se l'azienda è di 3 è sempre uno, no, certo, non è che sì, no, alla fine togliamo questo delta, probabilmente scopriamo che sulla produttività saremmo come eravamo all'inizio degli anni 70, quando eravamo il paese più produttivo del mondo, per questo ce lo dimentichiamo. Cioè, negli anni 1970 la Germania era dietro di noi come velocidà, la Francia, la Germania, il Giappone, gli Stati Uniti, tutti erano dietro. Quindi forse andrebbe e anche qui però c'è bisogno, allora, le imprese l'hanno fatto per la parola che si diceva prima, responsabilità, perché che vuol dire poi rispondere a qualcuno di quello che si fa, perché uno alla fine l'imprenditore deve rispondere, 27 del mese deve rispondere e corrispondere lo stipendio, no? Quindi ha qualcuno a cui rispondere, ha una famiglia a cui rendere conto, no? Un territorio. Io vorrei che questa stessa cosa ci fosse alla pubblica amministrazione. Io sono convinto che noi lasciamo giù almeno 3 punti di PIL per inefficienza della pubblica amministrazione, almeno 3 punti di PIL. Ma io, allora, primo, su una questione dei valori, la prima questione, allora, il problema è che i valori non esistono senza le persone che le portano. Questa è la prima cosa, no? Cioè, e il perché fare impresa
e quali sono le dimensioni della vita che uno ha presente nel fare impresa. Per questo dicevo all'inizio, fate bene a farmi la domanda, perché a questo deve rispondere lui, perché uno può dire anche la gratuità perché, ma uno deve capire cosa vuol dire per lui, perché quello che non è proprio si può sbandierare, ma dopo attenzione a non fare i codici etici. Io nel libro a un certo punto io ho un'idiosincrasia per i codici etici delle imprese, e infatti cito il caso del più bel codice etico di un'impresa che io abbia mai letto, che è un cult adesso, no? Che è quello di Enron, appunto. Franzo, se lo volete per comprare su eBay credo costi 300 euro, perché ormai è diventato, era un libretto di 160 passapagine, deve essere firmato da tutti, no? Tutti dovevano giurare. Dovevano giurare sul codice etico, poi quelli che l'hanno scritto erano quelli che rubavano e hanno fatto saltare Enron, no? Quindi attenzione su queste. Questo lo dico perché poi è la questione, io valore ideale, il problema è che è una questione che uno si deve conquistare ogni giorno, perché nemmeno un valore che era valido ieri è valido oggi per una persona, se non rivive, e questo secondo me è la questione. E se posso fare una piccola critica al mondo dell'impresa, parlo, io vivo in Brianza, da me prima della crisi oltre la metà delle imprese che chiudevano per mancata successione, e il discorso che facevamo prima è assolutamente vero, perché tutti dicono, i figli dicono ai genitori: io mica mi voglio fare il mazzo che ti sei fatto tu, grazie che hai fatto i soldi per me, io adesso li spendo. Ma di fondo c'è un'idea sbagliata della vita. Un'indagine che fece qualche anno fa in TV sui giovani italiani concludeva dicendo: sono forti di valori deboli, cioè pensano che in fondo non ci sia nulla per cui valga la pena vivere se non avere problemi, cioè sono nichilisti, ed è un motivo per cui invece dico che bisogna valorizzare chi intraprende, perché uno che intraprende e che rischia ammette che un senso ci sia, anche se non è consapevole, perché uno che pensa che la vita non abbia senso non rischierà mai, rischia chi pensa e chi scommette che la vita abbia un senso, no? E questa è la prima questione, ed è anche quello che fa sì di avere gli occhi di tigre. A me piace, non è una citazione dotta, ma secondo me uno dei film che andrebbe fatto vedere nelle nostre scuole è Rocky 3. Non ti seguo. Me lo copieranno. No, Rocky, no, perde, poi dice vuole tornare a combattere, ma il suo allenatore vecchio gli dice: no, io non ti alleno più, perché tu non hai più gli occhi di tigre, cioè ti sei seduto, ti sei accontentato, ti basta quel che hai, non hai più voglia di fare sacrifici. Anche qui si diceva prima, anche il gusto il significato delle parole. Sacrificio vuol dire rendere sacro, rendere sacra la vita e la realtà, no? E gli artigiani anche questo lo sanno bene, no? Dice: tu non hai più voglia, non hai più gli occhi di tigre, no? E infatti è vero, perché Rocky perde, no? Poi il suo allenatore muore e Apollo, quando lui capisce e ricomincia a mettersi al lavoro, si mette sul pezzo, come si direbbe in gergo artigiano, allora, e alla fine vince. La questione vera è che ci vogliono gli occhi di tigre. Questa è la prima condizione per fare impresa. Perché ma anche sul lavoro, no? A me fanno ridere quelli che dicono: i giovani emigrano perché qua non hanno il posto fisso, no? Il poverino è dovuto andare in Australia. Io vorrei sapere chi è andato in Australia ha avuto il posto fisso, perché là non esiste. Ma di che cosa stanno parlando? Stanno dicendo cose che non esistono nel mondo. A parte che già Seneca diceva che chi cambia posto pensando che gli cambi la vita cambia il cielo ma non cambia l'anima, perché i problemi restano quelli, perché se uno non sa dove va lui è inutile che può anche cambiare posto, ma uno deve sapere dove poggia i piedi e dove vuole andare. In Australia non lo mandano via ogni 4 mesi, però no, c'è anche quello, per carità, però ecco, l'altra questione che secondo me, questo lo dico per esperienza, per questo vale per tutti, no? Perché poi giustamente Giulio diceva: non tutti devono fare gli imprenditori,
È vero, ma tutti dovrebbero essere imprenditori di se stessi, anche i dipendenti, no? Anche chi lavora nella pubblica amministrazione. Però, visto che, quindi per fare impresa, per accettare anche le sfide di un mondo che è difficile per il mercato, di una pubblica amministrazione che non solo non aiuta ma è contro, le banche che te la fanno ancora più dura, eccetera, per tenere su una posizione che è una posizione ideale di valori ci vuole un'altra questione, ci vuole un punto esterno, cioè qualcuno che te lo ricordi. Per questo, ad esempio, il fatto di avere un ambito associativo che sia un'amicizia tra imprenditori, secondo me è decisiva e lo è ancora di più oggi, no? E questo nel mondo artigiano c'è, no? E questo è un punto decisivo. Poi su questo bisogna lavorare su altre, ma dobbiamo innanzitutto pensare, noi pensiamo tante volte, sempre per effetto del luogo comunismo, che si possono fare imprese quando ci sono le condizioni perfette, o che si possa fare qualunque cosa nella vita quando è tutto a posto. Quando tutto è a posto non serve più niente, no? Mentre invece è vero il contrario, il mondo lo cambia chi cambia innanzitutto lui, chi cambia se stesso. Albert Einstein sosteneva questo il problema. Io non so se l'ha detto Einstein, però potrei raccontare, poi per carità dobbiamo lavorare su 1000 questioni, perché è chiaro che se uno che vuole fare impresa, no? Io ho citato quando è morto Steve Jobs alla Camera, ho detto sì, adesso tutti qui a fare il coccodrillo di Steve Jobs, però ricordatevi che se apriva in Italia arrivava l'ASL e lo chiudeva, perché per aprire l'azienda nel garage da noi, no? Allora iniziamo forse a porre il problema di cosa possiamo fare perché chi vuole fare impresa possa farlo, perché non abbia barriere talmente alte che siano insormontabili, perché questa poi invece è il ruolo della politica, dovrebbe essere anche quello delle banche, no? Creare le condizioni perché chi ha voglia di mettere energia in campo non solo possa farlo, ma possibilmente sia anche premiato. Ma guardate che tutto però nasce, quando si dice che tutto nasce dalla persona, non è un modo di dire, nasce tutto dalla persona. Io potrei citare esempi enormi, no? Per esempio io ho un amico, prima si citava il mouse, pochi sanno che chi ha inventato il mouse è un italiano, si chiama Pierluigi Zappacosta, è il signor Logitech. Il signor Logitech, che vive a Silicon Valley, a Palo Alto, è italiano, abruzzese. Io l'ho conosciuto tanti anni fa, era un bel tipo, un giovane che aveva iniziato un'azienda high-tech, uno studente del Politecnico. Ho fatto l'errore di mandarlo da lui, che gli ha dato i soldi perché il progetto era veramente valido, ma l'ha fatto andare a Silicon Valley. E mi ha detto, quando ne hai degli altri mandami. Ho detto no, te non mi mandi più, no, perché ti me li porti via, no? E allora ho cambiato metodo e magari cerco di mettermi in contatto con imprenditori italiani, che funziona meglio, anche perché insomma, no. Però, ad esempio, guardate Silicon Valley, pochi sanno da cosa è nata. È nata da un professore universitario che era imprenditore di se stesso, che non si accontentava di fare il professore, ma ad esempio sfidava i suoi studenti a fare tesi di ricerca, no? I primi due che si sono laureati con lui su una tesi di ricerca, se uno si chiamava Hewlett e l'altro Packard, e gli ha detto mettetevi insieme, sviluppate quello che avete fatto come brevetto e fatelo diventare azienda. Ma noi non abbiamo i soldi e poi dobbiamo lavorare perché non possiamo. Allora gli ha trovato un lavoro, lui, che gli consentisse di fare l'azienda. Gli ha trovato i soldi dalla banca, gli ha prestato dei soldi suoi, gli ha trovato anche i primi 8 clienti, tra cui uno che si chiama Walt Disney. E così ha fatto con tanti. Poi quando è nata la TV, ha pensato che si poteva usare la TV per far laureare in ingegneria i tecnici delle imprese senza portarli all'università, no? Ma stando in azienda. E l'ha fatto. Era il 46, da noi la TV è arrivata nel 54, di teledidattica si è iniziato a parlare ai primi degli anni 80. Questa è un po' la differenza. Poi a un certo punto ha detto, ma la nostra università è povera, è piccolina, ma ha dei terreni. Se noi gli diamo lo spazio per fare l'azienda qua, no? Magari crescono, li aiutiamo. Dopo 25 anni c'erano 180.000 addetti, tutte imprese
e così è nata Silicon Valley. Ma non solo, quell'università, che è un'università sconosciuta, oggi è una delle migliori università del mondo, si chiama Stanford. Tutto grazie a un uomo, perché non ha avuto aiuti pubblici. Come un uomo può cambiare anche, no? Un mondo. Essendo io di una cultura che pensa che lo Stato è al servizio della società e non viceversa, per me le associazioni hanno un ruolo fondamentale su questo. Rispetto alla politica, io spero che si torni a un sistema in cui i cittadini possano scegliere i loro rappresentanti, ma per tante ragioni, compreso anche per una legittimazione della politica stessa, no? Ma anche perché io sono convinto che proprio per stare sulla linea di quello che dicevamo prima, è una questione di persone sempre, compresa la politica. E io questo invece lo dico da cittadino, io voglio scegliere chi mi rappresenta, non voglio scegliere uno schieramento dove magari c'è dentro tutto il contrario di tutto, voglio poter scegliere la persona, perché comunque con buona pace anche dei giornali che parlano poco, in Parlamento c'è della gente, come in tutti i posti, straordinaria, peccato che appunto non sono magari quelli che fanno notizia, come succede nell'impresa, no? Chi fa sui giornali, no? Allora, secondo me, se arrivasse un marziano sulla terra e vede la TV italiana, pensa che l'Italia è un posto strano dove gli operai, invece di essere dentro a lavorare, sono sulle torri, no? Perché l'eccezione diventa la regola, mentre invece la normalità è un'altra. Poi è chiaro che fa più ragione, fa più rumore chi insulta che non chi lavora, anche perché appunto chi lavora di solito, come gli artigiani, no, essendo presi a lavorare hanno meno tempo, no, di andare in giro nei salotti eccetera, o in bicicletta per Milano con i tacchi a 16. Però è così. Però io spero, dopodiché ognuno fa la sua scelta. Sicuramente c'è bisogno, la Confartigianato è una delle associazioni che questo lo fa di più, c'è bisogno di far conoscere comunque il mondo dell'impresa, far conoscere appunto chi sono gli imprenditori, le questioni vere dell'impresa, un mondo, una realtà che c'è, cioè bisogna far presente una realtà, questo è un compito fondamentale dell'associazione. Certo che è difficile, perché probabilmente il Corriere della Sera in questo incontro, di questo che avete organizzato oggi, non ne parleranno. Vale più questo di... Perché no? No, la normalità, non è che si parla, no, di queste cose. Io spero, ma non si parla di queste, magari si parla di stupidaggini, no? E questo è purtroppo, però sappiamo che è così.